L'effetto Crans-Montana, la questura chiude per 15 giorni l'Home, uno dei locali più noti della movida trevigiana. Oltre 400 persone trovate nell'edificio trasformato in discoteca abusiva, ostruite dalla folla le uscite di emergenza. Il sindaco Conte annuncia un tavolo comunale specifico. Dopo la tragedia in Svizzera, vertice in prefettura, scatta l'annunciata stretta sui locali pubblici della Marca. Nel mirino i piani interrati. Allarme furti nelle scuole dopo abitazioni e negozi, ora questo nuovo fronte. Ladri in azione la scorsa notte in 2 scuole di Lanzago di Silea, già prese di mira 2 giorni fa. Sicurezza, accelerazione di fronte all'escalation di furti e rapine. Sembra imminente l'incontro tra il neogovernatore, il ministro all'interno Piantedosi e il presidente ANCI Mario Conte, annunciato nelle scorse settimane. Il presidente della regione e il patriarca di Venezia inaugurano i nuovi studi di Media Nord-Est, investimento in tecnologia che mette al centro la persona. L'editore Filippo Iannakopoulos, informazione reale, non artificiale. Oltre 600 persone a Preganziole per i funerali di Vania Vettorazzo, la 21enne morta per un'embolia polmonare in palestra. Chiesa gremita anche a Cairano San Marco per l'addio ad Anna Maria Broda, la mamma 43enne vigilessa a Montebelluna, morta per un malore in strada, le lacrime dei colleghi. Il delitto di Canizzano, nuova fase del processo a carico di Luigi Nasato, l'uomo con doppia cittadinanza italo-venezuelana, accusato di aver ucciso a coltellate Vincenza Saracino. Condannata a 6 mesi per furto Rossana Bertelli, che nel 2002 fu coinvolta nel delitto del Sile e accusata dell'omicidio di Luca Tonello. Nella chiesa di Nervesa della Battaglia tante comunità diverse omaggiano Tony Follina, il grande architetto di fama internazionale che ha ridisegnato la Marca trevigiana. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Potremmo chiamarlo l'effetto Crans-Montana, con la questura di Treviso che ha chiuso per 15 giorni l'Home, uno dei locali più noti della movida trevigiana in zona Fonderia. Oltre 400 persone trovate nel locale trasformato in discoteca abusiva, ostruite dalla folla le uscite di emergenza, con il sindaco di Treviso Mario Conte che annuncia un tavolo comunale specifico. Musica sospesa e clienti fatti defluire all'esterno, così è finita la serata all'Home Rock Bar, luogo simbolo della movida trevigiana in Fonderia, che ora, su provvedimento della questura, dovrà rimanere chiuso per 15 giorni. Troppo gravi le irregolarità emerse in una serie di controlli incrociati, l'ultimo nella notte tra sabato e domenica, quando gli agenti della Polizia di Stato si sono trovati di fronte a una vera e propria discoteca abusiva, una serata ad alto volume con più di 400 persone, tutte accalcate in ogni ordine di posto e di spazio. Un pericoloso sovraffollamento, si legge nella nota della questura, che riferisce di una lunga fila a partire dall'ingresso del locale, un serpentone di circa 60 metri, di fatto un tappo per l'uscita di emergenza, da cui lo stop alla musica e quella che è diventata ben presto un'evacuazione, con i clienti rimandati a casa. Sullo sfondo i tragici fatti di Crans-Montana e il giro di vite in atto da qualche settimana, anche se qui all'Home, riferisce sempre la questura, il monitoraggio era continuo, provvedimenti erano stati presi anche nel recente passato. Lo stesso sindaco aveva emanato un'ordinanza di cessazione immediata dell'attività di spettacolo, con i vigili del fuoco che avevano avviato una procedura sanzionatoria anche perché il locale era sprovvisto del certificato di prevenzione incendi, decisamente troppo. Abbiamo visto cosa è successo in Svizzera, che stiamo ancora piangendo la morte di 40 ragazzi, quindi è fondamentale il rispetto delle norme, perché è bello divertirsi, però è altrettanto giusto e doveroso farlo in sicurezza. Quindi mi dispiace ovviamente per i gestori, però evidentemente la questura ha riscontrato qualche mancanza nel rispetto delle norme e quindi sono stati rigorosi da questo punto di vista. Rigore che il primo cittadino conferma, imminente un tavolo comunale. Abbiamo in mente di convocare i gestori dei locali proprio per sensibilizzarli e richiamare tutti a comportamenti responsabili. Devo dire che la città di Treviso è caratterizzata da tanti bravi imprenditori che non guardano soltanto il tornaconto economico, ma guardano anche la sicurezza dei propri clienti. Però è altrettanto vero che ogni tanto incontrarsi e richiamare tutti alla responsabilità sia un atto dovuto, soprattutto a tutela di coloro, i più giovani, che vogliono solo divertirsi.
Quindi ci sarà un tavolo comunale specifico. Intanto in mattinata si è tenuto un tavolo provinciale in prefettura che ha annunciato una stagione di nuovi controlli, di controlli a tappeto, che saranno portati avanti senza sosta, così riferisce per l'appunto la prefettura. Una stretta sui locali pubblici dedicati al pubblico intrattenimento, potenziati i controlli interforze che scatteranno nei prossimi giorni nell'intera Marca. Nel mirino soprattutto è stato spiegato in una nota dalla Prefettura di Treviso gli esercizi pubblici in cui si svolgono anche attività complementari rispetto ai servizi propri di bar e ristoranti per verificarne l'eventuale sconfinamento in attività prevalenti di intrattenimento o pubblico spettacolo, ad esempio accompagnamento musicale anche dal vivo e karaoke. Sotto la lente di ingrandimento, prima di tutto le attività che si svolgono nei locali interrati, dove le sale vengono trasformate abusivamente in discoteche. Nei prossimi giorni saranno individuati i primi obiettivi, le ispezioni scatteranno durante le ore serali e notturne. I controlli non riguarderanno solo le uscite di sicurezza, piani di emergenza e sistema antincendio, ma anche aspetti riguardanti i lavoratori e la salubrità degli alimenti. Il plauso del SILB che da anni combatte per la sicurezza nei locali. Questi controlli, che è giusto che ci siano, spero facciano anche chiarezza su chi può fare attività di ballo e chi non lo può fare, perché questo è un tema, ripeto, che è da parecchio tempo che esiste e chiaramente mette anche a rischio le persone, perché faccio un esempio senza voler attaccare chiaramente nessuno, né ristoranti né bar, ci mancherebbe, ognuno è giusto che faccia la propria attività, però è anche vero che ci sono dei luoghi che si improvvisano appunto a sale da ballo, cosa che non deve essere. Ci sono requisiti che sono indispensabili, vanno rispettati, termina Venerandi, non si può mettere a rischio i propri clienti. Insomma, la tragedia di Cran Montanà, che è costata la vita ad una quarantina di giovanissimi, ha portato ad una svolta importante sul fronte della sicurezza. I controlli, che saranno condotti da Questura, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro, Dipartimento dell'ULSS 2 e polizie locali, saranno capillari, termina la nota della Prefettura, in tutto il territorio provinciale. C'è poi l'allarme furti che dopo i negozi, dopo le case, gli appartamenti si estende alle scuole, in particolare alle scuole di Silea, dove a sparire sono stati anche medicinali e materiale facilmente rivendibile. Ladri in azione la scorsa notte in 2 scuole di Lanzago nello specifico, già prese di mira 2 giorni fa. Noi siamo preoccupati perché se adesso parte questo tipo di meccanismo un po' con tutti i plessi, il problema non riguarderà solo Silea ma riguarderà un po' tutti gli istituti, quindi bisogna, come dire, essere veramente in allerta perché c'è una situazione di questo tipo adesso, in questo momento. Questo potrebbe essere il nuovo fronte dei ladri, non solo abitazioni private, negozi, ma anche chiese, centri sportivi e per disabili, ora pure gli istituti scolastici. L'allarme dal Lanzago di Silea ha colpito 2 volte in 2 giorni, con un furto andato a segno e uno tentato nella scuola dell'infanzia Montessori e alla primaria Tiepolo, collegate da questo lungo corridoio interno. Nel primo caso il ladro o i ladri, al momento non è ancora chiaro quante persone abbiano agito, è entrato dalla finestra scorrevole sul retro, lontano dalla strada, lontano da occhi indiscreti. Hanno rubato sostanzialmente una dose di adrenalina che era contenuta nell'armadietto dei farmaci salvavita per gli alunni, lasciandoli gli altri farmaci, quindi hanno fatto una scelta precisa e hanno rubato poi 3 casse audio e una cassa grande, quindi tutto materiale diciamo dedicato alla didattica. A quel punto ha tentato di introdursi nella vicina scuola elementare senza riuscirci, disturbato dal sistema d'allarme entrato in funzione. 2 notti dopo altro colpo. Sono rientrati dalla Montessori e attraverso il corridoio interno hanno avuto accesso alla scuola Tiepolo, dove hanno tentato di rubare gli iPad, che però non erano all'interno delle loro scatole, che erano vuote. Sistemi d'allarme inferriate sembrano non bastare a mettere in sicurezza le scuole.
Come non siamo in sicurezza nelle nostre case, nonostante i Rangers e nonostante gli allarmi che abbiamo, voi comprendete che un edificio scolastico che rimane chiuso più o meno dalle 7 di sera fino alle 7 del mattino ha 12 ore di totale, come dire, assenza di personale in servizio. Sui 2 episodi indagano i carabinieri che stanno verificando la presenza di telecamere in zona che possano aver ripreso i responsabili. Non è da escludere che si possa trattare della stessa persona entrata nuovamente in azione per portare a termine il colpo non completato la prima volta. Secondo la dirigente scolastica non si tratterebbe di ladri professionisti. Il timore è proprio questo, perché sono rientrati esattamente dalla stessa finestra, quindi era evidente che insomma c'era forse un lavoro da concludere. Effettivamente è difficile che un ladro professionista selezioni un farmaco come l'adrenalina, ecco. Quindi probabilmente stiamo parlando di persone, io presumo ragazzi comunque, un po' anche per altri precedenti che ci sono stati qui sul territorio negli anni passati, che hanno bisogno di sostanze. E qui si apre un nuovo scenario, quello delle tossicodipendenze tra i giovanissimi, anche sul territorio di Silea. I problemi riguardano ragazzi più grandi, ragazzi che sono comunque stati minorenni, che adesso sono diventati maggiorenni e che comunque sono attualmente liberi, sì, sul territorio. Il problema è un problema legato alle tossicodipendenze. Di certo è una cosa che inquieta, dispiace anche. Di fronte a questa escalation di furti e rapine con i risvolti che vi abbiamo appena raccontato, il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, accelera. Sembra infatti imminente l'incontro tra il neogovernatore, il ministro all'interno Piantedosi, il presidente di ANCI Mario Conte, annunciato nelle scorse settimane. Chiederò più poteri ai sindaci e il potenziamento delle forze dell'ordine sul territorio, ha pronunciato Stefani ai nostri microfoni. Un incontro che vogliamo organizzare con i sindaci, in particolare ovviamente i loro rappresentanti istituzionali, il presidente ANCI Mario Conte con il ministro Piantedosi. La Regione non ha competenza diretta in materia di sicurezza, però vuole farsi garante e soprattutto regia di un incontro con il Ministero, ovviamente gli enti locali che hanno competenze sull'ordine pubblico, per garantire ai sindaci innanzitutto più poteri, ma soprattutto al nostro territorio di avere un potenziamento degli organici delle forze dell'ordine. E oggi pomeriggio Alberto Stefani, il presidente della Regione, era presente nella nostra sede di San Biagio di Callalta per il taglio del nastro dei nuovi studi. Con lui anche il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Qui facciamo informazione reale e non artificiale, ha detto l'editore del gruppo Media Nord-Est, Filippo Iannakopoulos. Un'informazione reale fatta da persone reali per telespettatori reali che vivono in un territorio reale. Un'informazione reale e non artificiale, quella del gruppo Media Nord-Est, che da oggi può contare su spazi e studi nuovi, un investimento in tecnologia e futuro, ma che continua a parlare alle persone, quelle vere. Il nostro ruolo è raccontare i territori e raccontarli con l'autorevolezza di giornalisti, di strutture tecnologicamente adeguate per farli lavorare al meglio e per garantire ai telespettatori un'informazione di qualità, un'informazione che assolutamente rispecchi la realtà dei fatti e contribuisca al dibattito democratico, anzi sia il fondamento del dibattito democratico del nostro territorio. A San Biagio di Callalta il taglio del nastro alla presenza del presidente della Regione Veneto Alberto Stefani e del patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia, che ha richiamato all'essenza dell'informazione l'anima del vero servizio pubblico. Una realtà legata al territorio che però non è piccola, sa guardare un perimetro ampio, possa essere veramente un osservatorio privilegiato per non perdersi nei discorsi inutili di condominio, usiamo questa espressione, e nello stesso tempo anche per tenere insieme una comunità. Comunità che il gruppo Media Nord-Est racconta in tutte le sue evoluzioni sociali, economiche, culturali. C'è bisogno di avere un'informazione adeguata e soprattutto capillare. Solo così
veicolando un'informazione adeguata, umana e capillare, si possono ottenere dei risultati tenendo conto della consapevolezza che i cittadini possono acquisire grazie a quella determinata informazione. Proprio il territorio riconosce nelle emittenti del gruppo Media Nord-Est un interlocutore autorevole e affidabile, così il sindaco di San Biagio di Callalta. Questo aspetto di profonda umanità che si respira all'interno proprio di questi studi è quello che poi noi come telespettatori, ma anche come interlocutori e relatori, possiamo trasferire alle nostre comunità. Quindi grazie di cuore per quello che state facendo e l'auspicio è di continuare sempre così e sempre meglio. Quando la forma è sostanza, con il primo gruppo televisivo locale d'Italia che vuole guardare avanti e farlo sempre a testa alta. Credo sia una ciliegia sulla torta, no? Perché questo studio straordinario che non ha nulla da invidiare agli studi di grandi reti nazionali è la prova, la dimostrazione della crescita di Media Nord-Est dal punto di vista tecnico, dal punto di vista della professionalità e anche dell'immagine. Come dice sempre il nostro editore Filippo Iannacopoulos, noi siamo sempre dalla parte dei cittadini e soprattutto diamo voce a tutti. Qua non ci sono amici degli amici o dei parterre schierati, ci sono le persone, ci sono i politici dell'una e dell'altra parte. Che sia un luogo di serenità, di rispetto reciproco, soprattutto di chi magari ha meno voce in capitolo. Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, dice. E ritorniamo dunque alla cronaca del territorio. Sono rimasti tutti miracolosamente illesi gli automobilisti coinvolti in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Vidor, lungo la strada provinciale 34. Coinvolte nella carambola 3 auto, tra cui una che si è ribaltata, un'altra finita fuori strada e la terza ferma al centro della carreggiata. La provinciale è rimasta a lungo bloccata anche a causa della presenza dei mezzi e di detriti e parti di carrozzeria provocati dallo scontro tra i veicoli. 2 ore dopo a Mogliano altro incidente in via Ronzinella, coinvolta un'auto finita fuori strada e poi rovesciata sulla carreggiata. I vigili del fuoco hanno provveduto alla stabilizzazione dell'auto e hanno estratto dall'abitacolo l'uomo al suo interno, incastrato e affidato poi al 118 presente sul posto con l'ambulanza. Anche in questo caso pesanti disagi al traffico con via Ronzinella bloccata per almeno un'ora. Quasi 600 persone nel pomeriggio di oggi nella chiesa di Preganziol per l'addio a Vania Vettorazzo. La 21enne è morta per un'embolia polmonare mentre si trovava in palestra ad Osson di Casier. In chiesa i messaggi di amici, cugini e del fratello. Non riesce la chiesa di Preganziol ad accogliere le centinaia di persone arrivate per salutare un'ultima volta Vania Vettorazzo. Ci sono i suoi genitori, il fratello Matteo, i familiari, chi l'ha conosciuta nelle sue diverse attività e poi ci sono tantissimi giovani, gli amici di una vita, i compagni di scuola e di università, chi ha condiviso con lei l'impegno in parrocchia o nello sport. Difficile trattenere le lacrime, difficile accettare che quel suo sorriso non tornerà più. Un sorriso che arrivava prima delle parole. Una sensibilità rara, una bontà che non chiedeva nulla in cambio. C'è una cosa che Vania ci ha insegnato, anche senza saperlo, quanto sia prezioso il tempo che abbiamo insieme e quanto amore si possa lasciare, anche in pochi anni. Non era solo un'amica, era una sorella, una di quelle persone che ti restano accanto anche quando non sanno cosa dire, ma ci sono sempre. La ricordano gli amici. La sua gentilezza incondizionata, la solarità, la sincerità, l'ottimismo, questa era Vania raccontata nei messaggi durante la funzione. Aneddoti, frammenti di vita trascorsi insieme, ma anche la rabbia per un destino ingiusto che l'ha strappata troppo presto alla vita, a quei progetti spezzati per sempre. La vita purtroppo è crudele e ingiusta e certe decisioni non le prendiamo noi. Una parte di noi è arrabbiata con te perché andarsene così fa male. Hai lasciato un vuoto immenso, difficile da colmare. Eri pronta a laurearti, avevi progetti, sogni, viaggi da fare. Non erano questi i fatti. Dovevamo crescere insieme, collezionare traguardi, perderci e ritrovarci. Il tempo per realizzare sogni, per dirsi qualcosa che non si è ancora riusciti a raccontare, quel tempo che non tornerà più. Questo torna anche nelle parole commosse di Don Gabriele quando si rivolge alla famiglia e agli amici di Vania. Io credo che in qualche modo
continuerà a parlarvi, a suggerire al vostro animo triste pensieri di speranza. Nei versi di Una canzone per un'amica di Guccini, Don Gabriele racchiude i sentimenti che accompagnano questi giorni difficili. Spendere tutti i tuoi giorni passati se così presto hai dovuto partire. Voglio pensare che ancora ci ascolti e che come allora sorridi. L'ultimo saluta Vania dal fratello Matteo. Saremo per sempre accompagnati da quella ragazza che non amava truccarsi, non amava i tacchi, non amava le foto, ma di cui ricorderemo gli altri valori, quelli che non si possono comprare. Ciao Vania, ti voglio bene e per me vivrai all'infinito. Tuo fratello. A Cairano di San Marco l'addio invece ad Anna Maria Broda, la mamma 43enne vigilessa a Montebelluna stroncata da un infarto sabato scorso. Come è potuto accadere proprio in queste circostanze, sulle porte di casa dopo una mattinata di controlli medici, in solitudine per una persona che era sempre pronta quando c'era qualcosa da fare, così grave, improvviso, nonostante i piccoli avvertimenti che ci ha trovati impotenti. Nemmeno Don Paolo si capacita di come Anna Maria Broda sia potuta mancare in un modo così improvviso quanto ingiusto. I funerali della vigilessa 43enne si sono svolti nella chiesa gremita di Cairano di San Marco, la parrocchia dove da anni si impegnava come catechista. Una giornata triste, capace però di riunire 3 comunità distinte, oltre a quella di Cairano dove viveva, Val di Fassa dove era nata e quella di Montebelluna dove svolgeva con cuore e dedizione il suo amato lavoro di vigile scelto dal 2019. A fatica il comandante Paolo Scarpa trattiene le lacrime nel darle l'ultimo saluto. Il verbo aiutare era un caposaldo del tuo animo sensibile e vi è sempre tempo per chi era in difficoltà o per chi stava attraversando momenti personali difficili, anche solo con delle parole di conforto. Non ce ne accorgevamo in pattuglia, a piedi, quando le persone, i bambini ti riconoscevano, ti salutavano e ti lasciavi andare con il tuo sorriso e la tua risata cristallina. Adesso che sei arrivata lassù, tutti noi colleghi, amici, scalderemo il nostro cuore con i ricordi belli che ci hai lasciato, sapendo che ci proteggerai per sempre. Buon viaggio, gente scelto Broda. Ciao Anna Maria, rimarrai sempre con noi. Ti vogliamo bene. A portarla via quel maledetto 23 gennaio appena fuori casa un arresto cardiaco proprio mentre si stava dirigendo a lavoro. Quella stessa mattina si era sottoposta a un accertamento medico dopo aver avuto un mancamento ed eseguito un'attacco al cuore che non è bastata purtroppo a evitare la tragedia. Ora Annalisa e Raffaele, i suoi 2 figli ancora troppo piccoli, dovranno crescere senza la loro amata mamma, una donna forte, gentile e sempre pronta ad aiutare il prossimo, proprio come la descrive chi la conosceva. Io posso solo salutare Anna Maria perché sono sicuro che mi sta ascoltando e ci sta ascoltando e che guardi giù e protegga i suoi bambini. Veniamo alla cronaca giudiziaria, adescata online da un 34enne. Lei è giovanissima, appena 13enne, è residente nel Trevigiano. Lui l'ha contattata tramite la piattaforma Telegram spacciandosi per un coetaneo. Hanno iniziato a scambiarsi messaggi fino a quando l'uomo residente nella provincia di Napoli l'avrebbe convinta a inviargli foto intime. Ora è a processo con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico e adescamento di minorenne. La vicenda è accaduta nel 2022. Prima lui le avrebbe inviato foto delle sue parti intime, poi l'avrebbe minacciata: se non mi invii le tue io ti denuncio. Così la ragazzina impaurita ha obbedito. Il maniaco addirittura l'avrebbe contattata tramite 2 profili fake con nomi diversi. Il 34enne era già stato denunciato dalla madre di un'altra ragazzina residente in Abruzzo, verso la quale avrebbe utilizzato la stessa tecnica tesa a carpire immagini di nudo. Oggi in aula, in tribunale a Treviso, ha testimoniato sia la ragazzina che la madre della giovanissima. Il delitto di Canizzano, nuova fase del processo a carico di Luigi Nasato, l'uomo con doppia cittadinanza italo-venezuelana accusato di omicidio volontario. Avrebbe accoltellato a morte Vincenza Saracino, sua vicina di casa.
La magistratura venezuelana ha nominato un genetista, un professionista che avrà il compito di comparare il DNA del killer alle tracce biologiche ed ematiche riscontrate dai carabinieri del RIS di Parma sotto le unghie della vittima Vincenza Saracino e le impronte digitali repertate sulla bicicletta della donna. Un accertamento che non era stato svolto in Italia visto la fuga del 35enne poco dopo il delitto, prima in Spagna e poi in Venezuela. Si tratta di un passo fondamentale che inchioderebbe ancor più l'assassino. È entrato nel vivo il processo che vede Luigi Nasato accusato di omicidio volontario e proprio la prossima settimana dovrebbe comparire in udienza attraverso una videoconferenza anche il patologo Claudio Terranova che aveva eseguito l'autopsia sul corpo della povera vittima. Nasato, arrestato nel settembre 2024 dall'Interpol su mandato di cattura internazionale davanti al giudice venezuelano, si è sempre dichiarato innocente. Non sono un assassino, ha ripetuto più volte alle autorità sudamericane. Il Venezuela aveva rifiutato la sua estradizione richiesta dal Ministero della Giustizia italiano, stabilendo che il processo doveva essere istruito in Venezuela sulla base degli atti di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Treviso. Vincenza è stata trovata morta, colpita con 5 coltellate, di cui una, quella mortale, al collo e lasciata a terra in un casolare poco distante l'abitazione di entrambi. Prima ci sarebbe stata una violenta colluttazione, la donna sarebbe stata colpita con un pugno al viso e avrebbe tentato di difendersi disperatamente, come confermerebbe l'unghia spezzata della mano. Poi colpita a morte con un coltello. Agli atti anche il video che immortala Vincenza in bici e dietro il suo assassino. Insieme hanno percorso una parte della strada fino al casolare quando sono entrate entrambi. Poco dopo si vede uscire solo Nasato. Il movente del delitto, il rancore del 35enne legato a delle dichiarazioni che Vincenza avrebbe rilasciato qualche mese prima alla polizia in occasione di un intervento delle forze dell'ordine presso la casa della famiglia Nasato, quando il killer avrebbe discusso animatamente con il fratello. Sul processo pende la situazione legata alla complessa situazione nel paese sudamericano dopo l'arresto del presidente Maduro ed un clima di incertezza che senza dubbio pesa anche sulla giustizia penale. 6 mesi di reclusione, 250 euro di multa per furto, assolta invece dall'accusa di circonvenzione di incapace, non può beneficiare della sospensione della pena. È la sentenza pronunciata oggi a carico di Rossana Bertelli, 52 anni, condannata nel 2002 a 16 anni per l'omicidio di Luca Tonello, 29 anni, con cui la donna aveva avuto una relazione. Il giovane fu trovato morto nel 2000 lungo l'argine del fiume Sile a Lughignano di Casale. Oggi nuova sentenza per la Bertelli, accusata di circonvenzione di incapace e furto ai danni di una 58enne di Preganziola affetto da una patologia psichiatrica. La donna sarebbe stata ospitata nel 2020 dalla vittima, che l'avrebbe accolta in casa, dandole anche 1.200 euro perché senza soldi e senza un reddito. Poi se ne sarebbe andata per poi tornare a casa del 58enne, dove con una scusa sarebbe riuscita a rubare 435 euro presenti nella tasca dei pantaloni dell'uomo. Poi avrebbe infilato la porta d'ingresso e sarebbe sparita nel nulla. Il difensore della donna, l'avvocato Salvatore Cianciafara, ha già preannunciato che sulla scorta delle motivazioni che saranno depositate entro 80 giorni presenterà il ricorso alla Corte d'Appello. E c'è un incredibile, davvero incredibile retroscena nella storia del vitalizio vinto nei giorni scorsi a Volpago del Montello da una 68enne che grazie a un biglietto del gioco Turista per sempre si è assicurato una vincita da oltre 1,5 milioni di euro, ottenendo un vitalizio da 6.000 euro al mese per i prossimi 20 anni. Venuto a conoscenza della vincita, infatti, il figlio quarantenne, attualmente disoccupato e residente a Faenza, si è fatto vivo per chiedere al padre di essere mantenuto con una rendita di 2.000 euro al mese. Il rapporto tra i due è tutt'altro che idilliaco da quando il pensionato 68enne si è risposato con una donna dell'età di suo figlio. Non appena il fortunato vincitore ha ricevuto la telefonata, la situazione è degenerata. Dopo giorni di discussioni e di verbi, il quarantenne ha deciso di rivolgersi ai legali di Associazione Italia per ottenere il mantenimento che secondo lui gli spetta. La legge infatti stabilisce che il giudice, valutate le singole circostanze, possa disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico di mantenimento da versare all'interessato in base alle disponibilità economiche del genitore. Quindi la dea bendata deve fare i conti adesso con la giustizia e le norme italiane. Adesso per noi c'è la pubblicità, a fra poco.
Di nuovo in diretta la pagina dell'economia, 3.000 agricoltori da tutto il Veneto, Marco ovviamente compresa Padova, per chiedere regole e reciprocità in Europa e chiedere anche la modifica del codice doganale dicendo stop all'inganno in etichetta. L'esempio più eclatante è quello della passata di pomodoro che abbiamo visto negli anni passati, il triplo concentrato proveniente dalla Cina con l'aggiunta di acqua nel nostro paese veniva venduto come prodotto italiano sui mercati internazionali. Questo è stato attenzionato anche dalla stampa estera, identificato come un grande inganno. Prodotti stranieri spesso importati da fuori Europa di bassa qualità che vengono italianizzati grazie a lavorazioni minime per essere poi esportati all'estero come made in Italy. Ci sono carciofi egiziani che in Italia diventano sott'aceto, la cagliata ucraina che diventa mozzarella o petti di pollo che arrivano dal Sud America. Eccoli esposti alcuni dei più grandi inganni del codice doganale. La tappa padovana del Tour nazionale di Coldiretti ha riunito oltre 3.000 agricoltori di tutto il Veneto per chiedere l'abolizione della norma che consente di italianizzare prodotti stranieri. L'abolizione dell'ultima trasformazione sostanziale diventerà la madre di tutte le battaglie per l'agroalimentare nazionale ma anche per quello veneto. Significa evitare che prodotti che vengono importati dall'estero e manipolati o con una piccola trasformazione diventano di provenienza italiana. Riteniamo che sia un'operazione di trasparenza e di verità per i nostri produttori ma anche per i nostri cittadini consumatori che da questo devono trovare la possibilità di acquistare nei supermercati o in qualsiasi punto vendita prodotti del territorio e prodotti nazionali fatti con i più alti standard qualitativi. In Italia c'è l'obbligo dell'etichetta di origine che consente al consumatore di conoscere la provenienza del prodotto, ma questo non in Europa, dove la mozzarella può essere fatta con latte tedesco, polacco, di caglia ucraina appunto e poi venduta come made in Italy, così come la pasta fatta con il grano canadese glifosato. Questa cattiva pratica consentita dall'Europa, così come i falsi prodotti italiani ma che sono cosiddetti Sounds of Italy, cioè che richiamano nel nome un prodotto italiano all'estero, hanno raggiunto la cifra record di 120 miliardi di euro, colpendo le specialità italiane, soprattutto quelle DOP. È un altro fenomeno che oggi cuba quasi 2 volte la nostra esportazione, soprattutto negli Stati Uniti, che dobbiamo combattere sia in Europa ma anche all'estero per dare proprio quella trasparenza e tracciabilità dei nostri prodotti che oggi invece vengono copiati o italianizzati in maniera impropria o illecita e che riteniamo siano invece da vietare, da sanzionare. In testa ai più taroccati alcune DOP del Veneto come il grana padano e l'asiago e poi salumi, olio e conserve. Dire esattamente qual è la provenienza di un prodotto agroalimentare partendo da quello che è il prodotto agricolo, più trasparenza creiamo, più valore economico distribuiamo sulle nostre imprese, ma soprattutto diventa anche una risposta in termini occupazionali, in termini sociali, perché grazie all'agricoltura e all'agroalimentare, quello trasparente, siamo riusciti in questi anni a far crescere sempre di più la possibilità di dare certezza alla nostra collettività. L'ultimo saluto di Nervesa della Battaglia a Tony Follina, l'architetto dei trevigiani. Era presente la trevigianità nel suo complesso. Ci racconta questo addio di comunità Lucio Zanato. Se siamo qui in tanti a salutare Antonio, Tony, un po' è per affetto, un po' per stima nei suoi confronti, un po' per riconoscenza di quello che ha fatto a beneficio della collettività. E nella chiesa di Nervesa c'erano rappresentanze di tutte le comunità dove Tony Follina ha progettato e realizzato le sue ideazioni architettoniche. Tutti stretti attorno alla moglie Iola Damonte e al figlio Gibril, nell'addio all'artista che ha disegnato piazze, biblioteche, auditorium, palazzi, tutta impronta del suo passaggio che continueranno a parlare di lui. Così i ricordi di chi l'ha conosciuto, come il tenore Alberto Grollo, che ha cantato così l'amico del padre, primo sostenitore della sua carriera artistica. La luce, come l'acqua e la terra, sono stati la tavolozza dove Follina ha ideato quegli spazi che oggi sono la quotidianità di tante comunità, o che lo saranno, come la piazza del Duomo di Treviso con l'impegno preso dal sindaco Conte. Mi permetto di chiamarlo maestro, perché in prima linea, in prima persona, a dare l'esempio, a condividere, a spiegare,
a confrontarsi, anche ad imporsi delle scelte. E quindi, per ringraziare Tony, io mi voglio anche prendere l'impegno di continuare ad alimentare quel sogno nel suo nome, nel suo segno e nella sua progettualità. Opere di un architetto, ma soprattutto di un artista, ha ricordato infine Giorgio Pavan, che da direttore delle case di riposo ha accompagnato Follina negli ultimi giorni. Gli artisti, perché hanno la capacità di toccare l'anima delle persone. E il dono che viene dato agli artisti che riescono a fare questo percorso è quello di essere ricordati in un tempo più lungo dopo la loro morte. Ho avuto la fortuna e la circostanza di seguirlo fino alla fine del suo percorso terreno. Quando dice sto morendo e gli tieni una mano e lui ti ricorda una delle più belle poesie che siano mai state scritte nella letteratura italiana da Leopardi, L'infinito, no? Le ultimi due capoversi dicono: così tra questa immensità s'annega il mio pensiero. E poi quello che sappiamo tutti è il naufragar me dolce in questo mare. Questo quindi il grazie della marca trevigiana a Tony Follina nel racconto di Lucio Zanato. E c'è poi la grande festa invece alla casa di soggiorno prealpina di Cavaso del Tomba per i 103 anni di Olimpia Pederiva, nata nel 1923 a Guia di Valdobbiadene, primogenita di 5 figli, ha vissuto a lungo in Svizzera, emigrata con il marito per lavoro prima di tornare nella Marca. Rimasta vedova ha continuato a vivere nella sua casa fino al 2017, quando si è trasferita alla casa di soggiorno appunto prealpina, dove oggi è una delle ospiti più anziane, sempre presente, partecipe alle numerose attività e laboratori proposti. E c'è una passione a cui non rinuncia mai, non Olimpia, il gioco della tombola, che continua a regalarle entusiasmo e sorrisi. La sua forza d'animo, la determinazione e la vitalità si riflettono in una frase che ama ripetere: bisogna andare avanti, la vita continua nonostante tutto. Auguri quindi a nonna Olimpia da parte di tutta la redazione di Antenna 3 e noi adesso andiamo a Belluno. In primo piano per la cronaca dal bellunese lo sconcerto e l'indignazione per l'episodio che vede un bambino di appena 11 anni lasciato a piedi sotto la neve perché senza il biglietto da 10 euro stabilito per salire sui pullman della linea Cortina-Calalzo, trasformata in metropolitana di superficie in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La nonna, avvocata a Padova, ha presentato denuncia per abbandono di minore. Tiziana Bologna. Nel pieno dell'inverno, sotto una nevicata, un bambino di 11 anni viene lasciato solo alla fermata di un pullman, non per mancanza di sicurezza, ma per un biglietto da 10 euro. È accaduto in Cadore, tra San Vito, dove il bambino frequenta la scuola media Calvi, e Vodo di Cadore, dove abita. 6 chilometri fra una fermata e l'altra della linea Cortina-Calalzo, trasformata in metropolitana di superficie in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina. Prezzo del biglietto per tratta: 10 euro contro i 2,50 euro del biglietto ordinario. Per il piccolo doveva essere un normale ritorno a casa dopo il rientro pomeridiano a scuola, come ci racconta la nonna, l'avvocata Chiara Balbinotto del Foro di Padova. Quando c'è bisogno rientra con i mezzi pubblici, non è un'abitudine, per cui non ha un abbonamento, ma usa, la mamma gli ha comprato un carnet di biglietti, dei carnet di biglietti che lui usa quando servono. Il servizio è fatto da Dolomiti Bus, lui aspetta la corriera con altri bambini, quella delle 4 non passa, arriva la corriera successiva, quella delle 16:40. C'erano altre 2 compagne che però, utilizzando invece il servizio tutti i giorni, avevano l'abbonamento. Lui dà il biglietto all'autista e l'autista gli chiede testualmente: hai 10 euro in contanti da darmi? Lui dice no, non sapeva che il biglietto costava di più e quindi dice vabbè, allora non puoi stare, devi scendere, devi tornare a casa a piedi. A quel punto erano già le 16:40, praticamente buio, temperatura esterna sotto lo zero. Il piccolo, costretto a scendere con i suoi 2 zaini, si è incamminato verso casa. Ci ha messo 1 ora e mezza, è arrivato congelato, abbiamo anche un certificato medico di ipotermia.
e questo è quello che è successo. Appresi i particolari dello sconcertante episodio, la mamma del bambino con la nonna avvocata hanno presentato denuncia querela alla procura di Belluno, ipotizzando il reato di abbandono di minore. Nelle scorse ore il servizio clienti di Dolomiti Bus ha contattato l'avvocata Balbinotte riferendo di essere costernato per l'episodio, assicurando l'avvio di un'indagine interna. È veramente una cosa allucinante. Nel caso di specie il problema non erano i 10 euro, erano che lui non lo sapeva, non aveva i 10 euro in contanti, ammesso che fosse lecito chiedere 10 euro in contanti, perché questo ho i miei dubbi, ma aveva comunque degli altri biglietti che gli potevano essere presi, non bastava spiegarsi, voglio dire, no? Certo. Non costringerlo a scendere. Inutile dire che la notizia pubblicata dal Gazzettino e ripresa da tutte le testate locali e nazionali ha suscitato lo sdegno della comunità e dei piani alti della politica. Alleanza Verdi e Sinistra con la deputata Elisabetta Piccolotti ha presentato un'interrogazione al ministro Valditara perché le politiche legate alle Olimpiadi non possono ricadere in nessun modo sulla sicurezza delle persone e dei più piccoli. Il consigliere provinciale delegato Massimo Bortoluzzi ha chiesto una verifica a Dolomiti Bus. Spiegazioni urgenti vengono richieste allo stesso Bortoluzzi da Giovani e Futuro, al di là delle considerazioni etiche sulla richiesta tout-court di 10 euro a tratta, approvata, è bene ricordarlo, all'unanimità nel corso di una riunione dell'ente di governo. E nel tardo pomeriggio è arrivata una precisazione da parte di Dolomiti Bus che, sollevata dall'aver appreso che il bambino sta bene, riferisce che la corsa in questione è stata effettuata dall'azienda La Linea SPA, la quale l'azienda di trasporto bellunese ha esteso immediatamente la contestazione e chiesto dei chiarimenti. La Linea, dopo gli accertamenti, ha comunicato che l'autista, suo dipendente, è stato prudenzialmente sospeso dal servizio. Questa è la notizia quindi di queste ore, di questi minuti. Nel contempo anche Dolomiti Bus ha attivato una commissione per il rigoroso accertamento dei fatti accaduti grazie anche al supporto delle registrazioni degli impianti di videosorveglianza presenti a bordo dei mezzi in servizio. Intanto la Fondazione Milano Cortina è senza liquidità di cassa. A meno di 10 giorni dall'avvio delle Olimpiadi invernali scatta l'allarme rosso. A Cortina in Cadore albergatori in allerta per il mancato introito della seconda tranche dalla prenotazione degli alloggi durante i giochi. Se ci sono degli accordi vanno rispettati. C'è una preoccupazione e speriamo che, come è stato promesso, a febbraio questi pagamenti avvengano. Confcommercio si schiera dalla parte degli albergatori di Cortina e del Cadore che non hanno ancora ricevuto la seconda tranche delle prenotazioni degli alloggi per i Giochi Olimpici invernali. Debitore è la Fondazione Milano Cortina, che lo scorso 7 gennaio avrebbe dovuto saldare il 50% del totale pattuito dopo il versamento della prima tranche a maggio dell'anno scorso. Poi più nulla e i mugugni si sono trasformati in preoccupazione reale. Il pagamento poi in questi momenti è più che mai necessario perché ci sono dei costi. Le Olimpiadi sono una grande opportunità, ma portano anche dei costi per le nostre attività ricettive. Quindi i pagamenti dovrebbero essere puntuali. Dietro ai ritardi, problemi di liquidità. Lo ha rivelato nell'edizione del 28 gennaio il Fatto Quotidiano, segnalando la richiesta avanzata e concessa dalla Regione Lombardia di un prestito a titolo gratuito alla Fondazione Milano Cortina di 5 milioni di euro per consentire interventi e attività future funzionali allo svolgimento dell'Olimpiade sul territorio lombardo. E non era la prima volta. Lo scorso 23 gennaio Fondazione Milano Cortina si è scusata con gli albergatori bellunesi, spiegando che il ritardo è stato causato dall'enorme complessità operativa e finanziaria dei giochi, ma che attualmente è in fase di risoluzione e che il pagamento avverrà non oltre il 6 febbraio, cioè il giorno della cerimonia di apertura. Al momento si ignora se medesima richiesta di prestito sia stata presentata anche alla Regione Veneto. La cronaca sindacale: è stato firmato oggi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'accordo che proroga fino al 5 maggio la cassa integrazione straordinaria per i dipendenti di Edim, azienda del gruppo Bosch che in Italia dispone di 2 impianti, uno dei quali a Sette Ville, siamo nel Basso Feltrino. Grazie alla proroga l'ammortizzatore sociale non terminerà come inizialmente previsto il 3 di febbraio. Per le organizzazioni sindacali il tentativo di salvataggio dell'azienda che produce componenti per il settore
automobilistico è una corsa contro il tempo, dato l'avvicinarsi della scadenza del periodo concesso per una composizione negoziata della crisi. L'obiettivo di tutte le parti, sottolinea Mauro Zulian della FIM CISL Belluno Treviso, è individuare un acquirente che garantisca la continuità produttiva dello stabilimento. La CIX, ovvero la cassa integrazione straordinaria, è quindi indispensabile, conclude Zulian, per finalizzare questo percorso e arrivare alla vendita con la fabbrica ancora operativa. Questo il fronte della Edim Bosch di Setteville. Questa è l'ultima notizia del nostro telegiornale. Non ho ulteriori aggiornamenti da darvi né dalla provincia di Belluno né dalla Marca trevigiana. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Buon proseguimento di serata.